È la quiete dopo la tempesta. Passata l'invasione del fine settimana, la fondamenta degli Ormesini, uno dei principali centri d'aggregazione della cosiddetta movida veneziana, appare un luogo come tanti altri. A restare sono le polemiche sugli assembramenti, qui come in tanti altri luoghi del Veneto, e l'amarezza dei gestori che non se la sentono proprio di essere messi sul banco degli imputati per un paio d'ore di affollamento tra le 16 e le 18 di sabato sera, sul quale nulla potevano fare. Nessuno di loro oggi vuole parlare. A raccontare è Marino Marin, consigliere di municipalità della Lega che abita qui. C'era il disastro qui in fondamenta, in tutta la fondamenta, fino in fondo alla Misericordia. Ma non è colpa dei gestori, è colpa dei ragazzi o gli uomini e le donne che vengono qui e si ammassano. Però se non ci sono controlli è la causa principale. Molti gestori infatti dicono vorremmo che ci fossero più controlli. Anch'io vorrei che ci fossero più controlli, bisogna sentire il comandante cosa dice. Ma apprendere dai media che proprio la polizia locale paventa invece l'interdizione di alcune aree di Venezia e di Mestre durante il fine settimana è qualcosa che non è piaciuto. Ho sentito anche l'assessore alla sicurezza e mi ha detto che vedrà di fare pressione perché ci siano più controlli nei posti dove c'è questa movida, diciamo, perché tutti dobbiamo lavorare. Però se cominciano a fare questi assembramenti dopo torniamo al punto di prima e nessuno può lavorare. Qualcuno qui ha detto addirittura sarei disposto a pagare una vigilanza privata, ma purtroppo anche il vigilante privato non potrebbe fare niente. Arrivano fino a un certo punto, non possono fare niente, né sanzionare, perciò è un deterrente sì, ma non più di tanto.